A fine 2019 in provincia di Belluno sono state accertate complessivamente 52 predazioni del lupo, 6 in più rispetto al 2018, mentre i capi uccisi sono stati 104 contro i 144 dell'anno precedente, quando venne accertato anche il ferimento di 15 fra ovi, caprini e asini. Le istanze presentate lo scorso anno per l'indennizzo sono state 43 per un importo complessivo di poco sopra i 27.000 euro già liquidati. Questi i dati forniti dalla Regione che, sulla scia del Trentino Alto Adige, contro l'invadenza dei grandi predatori, ha approvato un progetto di legge statale per la prevenzione dei danni provocati dai grandi carnivori e il contenimento delle popolazioni in esubero. Ma è una legge che attende il via libera dal Ministero dell'Ambiente, il quale però esclude gli abbattimenti delle specie particolarmente protette. Il lupo, come già avviene in altri stati europei, passi da essere considerato fauna totalmente protetta a fauna gestita, e nella gestione di questo animale si possa in qualche maniera o traslocarlo, oppure dove sono quei gruppi particolarmente confidenti e aggressivi che comunque creano naturalmente nelle popolazioni tutta una serie di apprensioni e di disagi, possa anche essere abbattuto. Ad oggi dal Ministero dell'Ambiente, al quale il Veneto ha chiesto la revisione del piano lupo, nessuna risposta, spiega l'assessore Panna, che assieme ai colleghi di Trento e Bolzano invoca la possibilità di poter gestire il grande predatore seguendo le buone pratiche già presenti nelle aree alpine dei paesi europei. Sono già degli esempi di buona gestione della fauna selvatica e del lupo, basta saperli e avere il coraggio di affrontarli. A titolo di prevenzione, a breve sarà aperto il bando che finanzia gli allevatori al 100% per l'acquisto dei materiali idonei a contrastare gli attacchi del lupo negli allevamenti.